nuovo inno italiano? No, è un'Eurovisione. Siamo il nostro discorso di fine anno augurante e inneggiante all'anno che verrà. Fammi sentire l'anno che verrà. Caro amico, ti scrivo. Fammi sentire l'anno che verrà. Secondo te che cosa ci porterà? Popolo italiano, noi siamo gli aspiranti presidenti futuri dell'Italia e siamo qua per manifestare la nostra predisposizione ad esaurire, insomma, fare tutto il possibile. Noi esauriremo tutto. Sì. Ci mangeremo tutto, mangeremo. Esaudiremo i desideri di tutto il popolo italiano. Perché come avrete saputo, Giorgio se ne vuoi. Io vescovo non vuoi mannà. Giorgio Napolitano se ne vuole andare. Se ne deve andare. No, se ne vuole andare. Allora perché? Perché dice che oramai le cose stanno a posto. 5 anni che non si poteva stare, allora se ne può andare. Ecco qua. Ora, voi dovete sapere, caro popolo italiano, ve ne siete accorti? Voi state in tasamento. State in da schifezzi, vi rendete conto? Che è tutta sta... Scusa. Voi ve ne siete accorti che ci stanno in tasamento di onorevoli, ministri, assessori, deputati, senatori, tutto una magna? Troppi. E allora Napolitano, giustamente, che non si può permettere più di mangiare troppo assai, vista l'età, vuole lasciare spazio a qualcuno più giovane, anche perché non è ammissibile, ma stanno facendo i casini, visto i casini che sì, la confusione, e poi sì, case di dove stanno le donne, i casini. Casini, Pier Ferdinando Casini, quando volessero fare presidente a Pier Ferdinando Casini. Statemi a sentire, quello è sempre stato abituato a navigare sotto le acque, non lo facete sagli a galla, che sotto le acque è magna, si saglia a galla, è finito. Qua ci vuole gente onesta, ci vogliamo noi. Voi dovete, se volete, dovete votare nel web, come fanno i grillini. Ecco, potreste diventare i florini. Ecco, i florini. Innanzitutto io al popolo italiano la già fa una lode. Sì, falla una schifezza perché non capisce niente. No, di politica e loro... Ma che stai capendo? Bisogna fare una lode per la loro pazienza. Voi siete troppo pazienti. Sì, voi nell'ospedale da sì, i pazienti là, i medici che vengono a fessere. Ma e pazienza. La pazienza. Voi siete troppo buoni. Sì, siete troppo buoni. Voi avete bisogno di 2 persone oneste, 2 presidenti. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, o viceversa. Ma ve lo do io un consiglio, visto che se mi date il voto come Presidente del Consiglio, ve ne do già l'esempio della mia efficacia. Se voi tenete bisogno, gabinetto, vi sedete comodamente, vi sbracate, vi sedete. Quale gabinetto? No? Un gabinetto no, andate nel gabinetto del ministro e spiegate tutti i vostri bisogni, tutte le vostre necessità, perché bisogna far sentire la voce del popolo. Sì. Perché è in arabo? Sì, che là si parlano dei politici, allora hai capito, uno si sta abituando. Non dimenticate che voi siete il popolo sovrano, voi siete la colonna vertebrale e la colonna fecale, scorre proprio tutto bello. Voi siete la colonna portante di questo Stato. Sì. Ma che sta? Ma che sta? Non so, c'è stato qualcosa? Quale? Qualcosa. Che è stato? No, dico, ma che Stato è questo che ha ridotto i propri cittadini, il proprio popolo a dei numeri? All'umino. Sì, all'uminio, però è meglio a plastica, perché facciamo un fierro, dico all'umino, proprio al minimo ci hanno ridotto. No, allora voi avete bisogno veramente di un capo, un carismatico. Io sono un carismatico. Sì. E non quanto tempo stai venendo? Io pensavo che stai a casa. Che cosa? No, nella setta di... Quando 7 8, io sto nel carismatico perché ho questo carisma
per poter influenzare. Voglio vi facciano vedere un'influenza che non fa sfruttare più. Sì, e non ce l'ha fatto con l'antivirus, con il vaccino, con l'influenza che Ma fa qual pigliare. è l'influenza e l'Ebola? Dico, io ho un'influenza sul popolo che voi non ve la dimenticherete più, perché sarete veramente saziati di tutta la fame e la miseria che aveva già in Tangulla. Sì. Perché se mi fate Presidente del Consiglio, vi garantisco che io a Renzi non me lo sognerò proprio, ma io vengo a rubare fino ai denti in casa. La cosa bella però è che sono onesto, ve lo dico prima, non è che venite tu sai che cose belle e poi vengo di casa a rubare come stanno facendo altri. No, se ci votate per noi, se ci dite a noi, noi vi facciamo... Non mazza tanto, no. noi facciamo No, dico, noi vi mazzo facciamo... di fiori. No, vi facciamo vedere in tutta la terra non abbiamo mai avuto, né mai era esistito dei presidenti come noi. Certamente. I presidenti napoletani. I presidenti Perché napoletani. siamo napoletani pure noi. Ecco. Se Giorgio se ne va, arriviamo noi. Ecco. Questo è quanto vi volevamo dire per l'anno nuovo. Tu si dici qualcosa, questo è per l'anno vecchio, per l'anno nuovo. Voglio dire, per l'anno nuovo io ci tengo molto al popolo italiano, tu lo sai, è un popolo preciso, un popolo che non si fa, diciamo, sfuggire niente ed è espressamente per loro. Non vi dimenticate che il 31 gennaio scade la rata per il possesso TV della RAI. È venuto signor Canone, ma che cazzo è che sto fatto la RAI? E si trovano in difficoltà, io non voglio che vanno in difficoltà. Ma non la RAI, ma chi è RAI? Chiara. Adesso ritorniamo un momento nella serietà, e nella severità e nella sanità. Nella sanità andiamo pure a Forcella dopo, perché Sì, dobbiamo... ci fanno il giro elettorale. Dico nella serietà e nella sanità del discorso, al fine di... tu hai passato quest'anno, tu che hai passato? Niente, perché No, che ho fatto? No, tu che hai passato quest'anno, che hai passato qualche problema, come il popolo, perché noi siamo del popolo adesso, poi saremo presidenti, eccetera. Allora tu che cosa vuoi dire agli italiani da futuro presidente della Repubblica? Allora, io, siccome quest'anno è stato un pochettino esagerato, IMU, TARSU, TARES, ICI, eccetera... Tares. Sì, dammelo mo'. No, dico io a Tares la escluderei. Io vi auguro tante cose in più, vi auguro tante belle cose come voi desiderate. Rispettate le scadenze, perché pensate che pure noi dobbiamo, come dire... anche noi però sempre nel vostro interesse, se stiamo bene noi, state bene pure voi, non vi abbandoneremo. Io come presidente del consiglio futuro, e che fa tu? Mamma mia, senteva una puzza, che fa? Dico, che futuro che che vi futuro. voglio dare? Io vi voglio dare un futuro straordinario, perché voi avete fatto che sta fine. Ma si fa uscita una fine... No, si fa uscita una fine in questa maniera. Abbiamo solo bisogno di risalire la china. Simo e china. Prima... Era vacante, logicamente. Se adesso è china che dobbiamo risalire. Prima non ce l'avevamo questa prospettiva, perché c'era il Giorgio Napolitano, il vecchio. Ma voi adesso avete davanti a voi napoletani nuovi, fresca, e che freschezza, guardate che pulpa verace, che fai, che fresca, tu pare stai facendo una reclama, che freschezza, talmente che siamo freschi, che oggi avete notato, fa freddo, quindi stiamo già influenzando anche l'ambiente. Avete notato? Guardate, basta un anno pieno di complotti, le scie chimiche, ma tu hai lasciato una scia chimica? Mi pare che fatte prima è scappato, scusa, sai, i fagioli ho mangiato. Una scia biochimica, dico, basta, adesso forza con la crescita, voglio, a me, c'è la crescita, guardate, ci vuole la ricrescita pure. I capelli, sì, perché sono pochi, anche questo lui ci dà. Anche, bravo, hai detto bene, voi basta che ci credete a tutte queste stronzate che diciamo. Votateci, sì. Votate, faceteci saggi, perché noi stiamo giù, fa pure freddo, sapete, giù, noi saliamo su, ci sta l'aria condizionata. Siamo a pian terreno, facete salire perché noi siamo la vostra speranza. Che speranza che verranno a voi?
una speranza di un futuro migliore. E poi ricordagli le ultime cose. Fratello, ricordati Che devi morire, ricordati. Fratello, ricordagli che devono votare per noi e che Innanzitutto le ricordatevi, il dovere. stanotte alla mezzanotte ad Aitò. Sanga, ma guarda, sta tutto No, che signore, ma no, che vanno a che combinare. dovete buttare fuori tutte le cose cattive di questo Bravo, anno. bravo. Auguri, auguri, popolo, auguri. Aspetta, non è finita. Allora, dobbiamo completare la... Mo scusate. L'inno di Papele. Tengo appuntamento con Angela Merkel. Ciao. Stanotte ha dato il micro Angela. Io ho giocato a Elisabetta la sicura. Scusate.